Buongiorno a tutti e buona settimana. Ieri ho avuto la gioia di cresimare un bel gruppo di ragazzi della parrocchia dove svolgo il mio servizio domenicale. È stata, come ho detto, una gioia davvero grande nel vedere questi ragazzi che hanno aperto la loro vita all'incontro con il Signore e hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. Perché vi racconto questo? Perché nel cresimare loro ho pensato anche a tutti voi. Mi sono domandato, chissà che ricordo hanno i miei studenti, gli studenti del Barbarigo del giorno della loro cresima. Chissà se qualcosa davvero è cambiato nell'aver ricevuto il dono dello Spirito Santo. Mi piacerebbe allora che in questa settimana che ci prepara alla Pentecoste, domenica prossima, nella quale riviviamo il dono dello Spirito Santo a tutta la Chiesa, ad ogni cristiano, ciascuno di voi provasse a fare memoria del giorno della sua cresima e a domandarsi se effettivamente il dono ricevuto è stato poi concretamente realizzato. Se è cambiato il modo di scegliere, il modo di parlare, di pensare, di agire, se davvero il Signore ha trovato casa nella vostra vita, nel vostro cuore. Immagino che molti di voi risponderanno, boh, chissà, forse no. Il momento può essere anche questo, il momento favorevole per riprendersi in mano, anche sul piano della fede, con le domande, i dubbi, le perplessità. Come mi piace spesso ripetere anche durante gli incontri personali con molti di voi, il Signore Gesù, attraverso il suo Spirito, non fa mai violenza alla persona, rimane sempre alla porta e bussa chiedendo il permesso di entrare. Se desideriamo farlo entrare, se gli permettiamo di entrare nella nostra vita, allora la nostra gioia sarà piena. Ce lo ha promesso Lui. L'augurio allora di una buona settimana impegnata con i doni dello Spirito Santo, in particolare, visto il periodo intenso che state vivendo, il dono della sapienza, dell'intelletto. Buon lavoro e buona settimana.